Ancora un'operazione, la terza, per Alex Zanardi all'ospedale di Siena. L'intervento, durato 5 ore, era finalizzato alla ricostruzione cranio-facciale e alla stabilizzazione delle zone interessate dal trauma subito dopo l'incidente dello scorso 19 giugno. L'atleta paralimpico è stato quindi ricoverato nuovamente nel reparto di terapia intensiva, continuando ad essere ventilato meccanicamente e sedato. Le sue condizioni, spiegano i medici, rimangono stabili dal punto di vista cardiorespiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico. La prognosi rimane riservata. Zanardi, si spiega sempre dall'ospedale, viene valutato quotidianamente dai professionisti che lo hanno in cura e sulla base di questo, anche in accordo con la famiglia, l'azienda ospedaliera senese comunica che il prossimo bollettino verrà diramato non appena ci saranno significative variazioni del quadro clinico dell'atleta.